sono nato e vivo cioè no, c'è di problema, non sono forte emozionale, no, sono una traccia. Giustifico, ripeto, il contenuto un po' di questa riflessione condivisa dicendo che sono nato e vivo ad Avon da 40 anni, e quindi vivendo dentro una destinazione turistica che fa turismo 11 mesi l'anno, un po' respiri certe cose. Poi sono una guida naturalistica, ho lavorato al Parco dei Colli Euganei, parallelamente facevo attività all'interno dell'università su queste tematiche. Io ho assistito a questo, ho fatto questa riflessione, mi sembra di aver assistito a un cambio di tendenza, ovvero 15 anni fa, quando per conto dell'Università di Padova facevamo i progetti di sviluppo locale e seguivamo quello che allora si chiamava turismo rurale, l'agriturismo, ecco, ci sembrava che il mondo dell'agricoltura, del territorio, inseguisse il mondo del turismo per chiedere al turismo le briciole per poter fare un po' di sviluppo locale. Ecco, adesso ho l'impressione invece che la cosa sia proprio ribaltata e sia il turismo andare incontro al territorio con le sue mille valenze per rispondere a una necessità di rigenerarsi, appunto un po' per riprendere quel filo. Per riprendere un po' questo. Allora, io farei prima una premessa. La prima premessa è che cosa può dare il paesaggio al turismo, cioè una lettura della natura, delle qualità ambientali come trend turistico. Dopo, prima di dare la risposta se è il turismo a servire il paesaggio, se è il paesaggio che serve il turismo, cerchiamo di usare un dizionario e vedere cos'è il paesaggio e cos'è il turismo, lo farò molto velocemente. E poi la risposta sta in questi due passaggi, i modelli organizzativi e i prodotti turistici. Ok, facciamo uno spin-off all'università e facciamo queste belle cose qua e mi occupo di sviluppo locale e turismo. Allora, la natura è un mega trend di mercato, non solo per il turismo ma per tanti altri settori produttivi. Io penso però che, forse completo la presentazione dicendo che sto seguendo l'OGD Terme Colli Euganei e la Riviera del Brenta come staff tecnico di organizzazione delle destinazioni. Allora, la natura in Italia, mi sembra, in Veneto, mi sembra che il settore turistico non abbia la percezione di quanto è importante il fattore natura nelle sue mille sfaccettature come fattore di competitività. Allora, queste sono delle statistiche della Rovarometro, che è un ente di ricerca di statistica dell'Unione Europea piuttosto interessante, importante, ecco. E ci dice che i 20 paesi, questa è un'indagine fatta sugli europei, ecco, gli europei si muovono per il sole e per il mare, e qua siamo tutti contenti, siamo Stomalia, si muovono per avere l'opportunità di incontrare familiari e parenti, e questo è una cosa che non è un fattore che è equamente distribuito fra tutte le destinazioni, e poi viene la natura, quindi il paesaggio, che non sono i fiorellini, ma è la bellezza dei luoghi, che viene prima delle città d'arte, viene prima della cultura, viene prima del wellness, degli eventi. Ecco, poi questo è un dato medio, se poi vediamo l'Italia ha una percezione molto più elevata dell'aspetto culturale rispetto a quello naturalistico. Però dico questo perché ogni tanto anche le nostre località del Veneto, il Veneto concentra tutti gli ecosistemi d'Europa, c'è un'esperienza turistica come quella che offre la nostra regione. Per farla bisogna muoversi attraversando il Mediterraneo e salendo nel nord Europa. Questo per dire non abbiamo solo importantissime risorse culturali, ma abbiamo anche importantissime risorse naturalistiche. Montegrotto Terme, potete dire anche ma Montegrotto Terme, solo il comune di Montegrotto Terme è un sesto della flora italiana. È giunto il momento di dirlo, cioè di conoscerlo e dirlo. Caule ha il 60% della bifauna italiana, è giunto il momento di dirlo. Non arrivano solo i russi, arrivano anche le acque della Russia. Al primo freddo a Valle Vecchia si concentra una quantità di natura che è importantissima. Prima si diceva che bisogna rigenerare le località, dobbiamo cominciare a usare la carta natura. È giunto il momento per farlo, anche perché la natura è il primo fattore di fidelizzazione secondo questa indagine. E fidelizzare un cliente per un aggregatore diremmo la prima cosa una cosa molto importante, insomma.
Ecco, allora una